Proseguiamo. Sarebbe dovuto esserci l'intervento di Cristina Selmi, che purtroppo è assente, non può essere qui con noi oggi e quindi dobbiamo fare a meno del suo contributo e trova spazio la lettura di un'altra lettera autorevole. Sì, vi darò ora lettura del comunicato della lettera di saluti predisposta dalla collega Silvana Mordeglia, Presidente dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali. Care colleghe e cari colleghi, oggi molte migliaia di persone in Italia celebrano la Giornata Mondiale del Servizio Sociale. Una giornata che, anche nel nostro Paese, vede come protagonista la figura e l'attività professionale dell'assistente sociale. Faccio mie, rivolgendo a voi tutti i più cari saluti e l'augurio di una proficua giornata di lavori, le nobilissime espressioni usate dal Capo dello Stato nel giorno del suo insediamento. L'impegno di tutti, egli ha detto in quell'occasione, deve essere rivolto a superare le difficoltà degli italiani e a realizzare le loro speranze. La lunga crisi ha inferto ferite al tessuto sociale del nostro Paese, ha aumentato le ingiustizie, ha generato nuove povertà, ha prodotto emarginazione e solitudine. Le angosce si annidano in tante famiglie per le difficoltà che sottraggono il futuro alle ragazze e ai ragazzi, per il lavoro che manca per tanti giovani, per la perdita di occupazione, per l'esclusione. Parole nobili e alte, nelle quali gli assistenti sociali ritrovano l'essenza stessa del loro impegno: rispetto, dignità, diritti e doveri, diversità e uguaglianza. Dobbiamo batterci per questi valori, perché in essi si ritrova il senso più vero e profondo della giustizia. Una giustizia che per noi significa, da sempre, poter garantire nella diversità delle opinioni la sicurezza di poterle esprimere, la garanzia di poter essere diversi e di non essere discriminati o cacciati. Una giustizia che, nel servizio sociale, significa aiutare gli individui, le famiglie e le comunità a essere liberi. Liberi da forme nuove e vecchie di schiavitù, dalle dipendenze, dalle povertà materiali e immateriali e dalla violenza. Liberi dal pregiudizio. Essere oggi assistenti sociali significa essere consapevoli di operare spesso in territori immateriali di frontiera, affrontando situazioni ancora lontane dall'essere conosciute e studiate a fondo. Significa, molte volte, andare in direzione ostinata e contraria, e pagando di persona, anche sulla propria pelle, il non venire a patti con sensazionalismi mediatici e luoghi comuni. Significa far comprendere alla politica e alla società civile come stia cambiando il mondo che ci circonda. Significa, nella sostanza, dare dignità e valore alle persone nelle loro differenze. Un caro saluto e augurio di buon lavoro a nome del Consiglio Nazionale tutto e mio personale. I principi che fondano la professione, autodeterminazione, non giudizio, rispetto, devono tradursi poi nella nostra pratica professionale. Questa operazione è complessa, complicata. Allora, Serenella, ho letto che una collega docente all'Università di Venezia ci darà una mano nel compiere questa operazione. Buongiorno a tutti. Sì, ecco, come ha detto il collega, io cercherò di dare oggi alcuni spunti, alcune riflessioni che io ho fatto nel mio doppio ruolo di assistente sociale, su cui molti mi conoscono, e di docente a contratto del corso di metodologia del servizio sociale primo di Venezia, Ca' Foscari, su cui qualche altro studente mi conosce.
È stata una bella esperienza questa di mettere insieme le due cose, perché mi ha permesso di a volte verificare, a volte anche ristudiare cose che 30 anni fa avevo poco studiato o forse neanche c'erano. Sicuramente mi ha permesso di riscoprire una fioritura di testi sul servizio sociale, di pensieri sul servizio sociale, di teorie del servizio sociale che forse attraverso la mia pratica professionale avevo un po' dimenticato. È un po' così, sembrerebbe quasi la conclusione invece all'inizio, ma inizio così per dire che è stato un bello stimolo per me e mi auguro che anche voi lo facciate, anche se è costosissimo ovviamente in termini di fatica fare due mestieri, però decisamente è un valore aggiunto rispetto a delle riflessioni che oggi vi voglio portare. Il titolo appunto di Dignità e libertà dell'uomo da diritti universali a principi e pratiche del servizio sociale. Non mi soffermo sui diritti universali perché ne hanno già parlato benissimo i relatori che mi hanno preceduto e soprattutto il dottor Guglia, che davvero ringrazio veramente tanto perché ha fatto una relazione a mio avviso splendida su temi che non sono poi così conosciuti neanche nel servizio sociale e sicuramente su procedure che forse su cui il servizio sociale deve più attrezzarsi per avere. Dignità e libertà, l'hanno già detto, valori assoluti presenti nel tempo, alla base di molte carte costituzionali e, come ci ha detto il professore, anche molte carte internazionali. Diritti dell'uomo, non del cittadino, come ci diceva il professore, diritti indivisibili. Diritti che vengono richiamati nell'articolo 5 del nostro codice deontologico, che è già stato richiamato dalla collega Maria Grazia Salmaso, e quindi vado avanti. Ma diritti anche che forse, ecco, qui sì, magari li cito perché nessuno finora l'ha citata, che è la definizione internazionale di servizio sociale, che noi abbiamo. E che anche questa forse non è così conosciuta, tra l'altro scritta nel 2001 la prima versione e ampliata nel 2012 con la seconda versione, tra l'altro questa tradotta in italiano proprio a cura del professor Sicora, dove vengono presi in considerazione la dignità e la libertà dell'uomo attraverso i principi di giustizia sociale, i diritti umani, la responsabilità collettiva rispetto alle diversità che sono fondamentali per il servizio sociale. Ecco, un attimo la dimensione valoriale nel servizio sociale e la sua importanza. Perché è così importante la dimensione valoriale nel servizio sociale? Sorrido perché è una riflessione che abbiamo fatto proprio la settimana scorsa, al di là di questo convegno, con un gruppo di colleghi su cui ci stiamo confrontando sul metodo di lavoro, sulle teorie e sugli aspetti etici della professione. È importante perché, a differenza di altre professioni che hanno ugualmente e lavorano con le persone, hanno ugualmente un assetto deontologico, facciamo come esempio il medico o l'insegnante, l'etica nostra, la nostra deontologia, i nostri principi sono talmente incardinati nel nostro metodo di lavoro, confluiscono e diventano la base operativa dell'esercizio della nostra professione. Per taluni sopra, o comunque sicuramente al pari, addirittura delle conoscenze teoriche. Perché così? Perché così nel nostro lavoro e magari non è così in altri? In altri che per definizione sono, diciamo, anche più scientifici o comunque hanno una base scientifica, come dire, empirica più forte della nostra, sono importanti per la gestione del potere, la gestione della simmetria che troviamo nel nostro lavoro. Le persone che si rivolgono al nostro lavoro sono persone spesso marginali, escluse o comunque in situazioni di difficoltà. Non hanno conoscenza dei meccanismi che ci sono nei servizi. A volte sono anche in posizione estremamente ricattabile, perché hanno dei bisogni e vanno dall'assistente sociale, vanno ai servizi per chiedere qualcosa in qualche modo. Ora è chiaro che il potere che noi abbiamo in questa relazione è forte. Ci deriva ovviamente dalla nostra preparazione. Noi abbiamo studiato, noi abbiamo fatto tirocinio, noi abbiamo fatto la formazione permanente. Noi sappiamo qualcosa in più che il cittadino comune non sa, quindi non tutti si possono inventare assistenti sociali, come invece purtroppo qualcuno pensa. Scusatemi, sono fatta così, grido, ma chi mi conosce sa che è passione più che modo di fare. Ecco.
ecco, dicevo, no, questa posizione di questo squilibrio di potere, quindi che cosa determina? Determina che l'utente di fatto è in una posizione di svantaggio nei nostri confronti, lo si voglia o non si voglia. C'è questo bellissimo libro che vi ho portato, che vi consiglio di leggere, Le responsabilità professionali dell'assistente sociale. C'è proprio un paragrafo che è sulla gestione del potere tra il servizio sociale, nel servizio sociale, perché molti, noi tutti, diciamo che non abbiamo potere, il che in parte è vero, perché voglio dire, purtroppo nelle nostre istituzioni tutto sto gran potere non ce l'abbiamo, e a volte neanche nelle equip e a volte neanche nelle UVMD. Ma però attenzione, stiamo parlando di una situazione simmetrica, o meglio, la simmetria ci vede noi down, con l'utente è diverso. L'utente ha una situazione di svantaggio ed è proprio qui che opera la dimensione etica della nostra professione. La dimensione etica ci dice che dobbiamo avere come faro, come guida la dignità e la libertà dell'uomo, valori assoluti, indivisibili, fondamentali, valori che sono diventati addirittura, che sono diritti universali, diritti indivisibili. Ed è, vedete quanto bello è questa connessione tra l'essere, cioè avere alla base dei valori che diventano pratica e diventano metodo, che sono poi i diritti universali. Ora, questo, insomma, è anche figo, passatemi il termine, e però, vado un po' così, e però è proprio qui l'importanza della dimensione etica, il farsi metodo, il farsi pratica. E allora se si fa metodo e se si fa pratica, dobbiamo fare delle riflessioni, dobbiamo fare delle forti riflessioni su come noi agiamo. Ce lo diceva Maria Grazia Salmaso ancora una volta stamattina, sul fatto che noi lavoriamo con l'uomo, con la sua dimensione, e siamo però noi stessi uomini. Quindi tutte le indicazioni di pratica, di metodo, devono essere parte integrante dei nostri studi, delle nostre ricerche, delle nostre acquisizioni e della nostra riflessione, che, come diceva adesso il professor Sicora, deve diventare, deve trovare gli strumenti, gli spazi, i tempi per essere parte integrante della nostra professione, anche nella sua dimensione valoriale. Il rispetto. Il rispetto è uno dei principi fondamentali scritti nel codice deontologico, ne parla l'articolo 8. La persona degna come valore di per sé, degno indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, caratteriali, psichiche, sociali, etniche, di genere, di religione. Alcuni autori dicono che la parola dignità è, come dire, di immediata comprensione, ma non ci fermiamo a pensare da cosa significa, e deriva dal latino dignus, che vuol dire degno a prescindere, degno a prescindere da quello, da chi è e da che cosa ha fatto. Implica quindi una considerazione di stima, di diritto di essere onorato, rispettato e riconosciuto come importante. Diceva Jane Addams, che prima ha citato Campanini, la solidarietà per la razza umana è una filosofia che non si modifica quando la razza umana è rappresentata da una donna ubriaca o da un bambino idiota. E noi possiamo pensarla nei nostri servizi a tutte le situazioni di esclusione, marginalità, difficoltà, marginalità, ma anche proprio esclusione sociale forte con cui ci incontriamo. E così nasce l'idea di come possiamo rendere operativo questo principio, perché il passaggio è valori, principi operativi, ma pratiche. Allora, secondo me, il passaggio più difficile è proprio questo, cioè, o meglio, i valori è stato difficile identificarli. Arrivare al codice deontologico come professione ci abbiamo messo un po', ma adesso addirittura ne abbiamo 3 revisioni, mi pare, giusto? 2 o 3 mi sembra. Ecco. Quindi anche lì ci siamo. Adesso è la trasformazione in pratica che è la difficoltà, lo è sempre stato, perché comunque questo valore è stato alla base del servizio sociale fin dai tempi delle nostre Charity Organization Society, quando loro iniziavano, ma come valore non avevano esattamente il rispetto della persona, ma avevano l'idea che dovevano in qualche modo educare le persone, ma siamo negli anni 70-80 dell'Ottocento. Quindi, insomma, le cose sono andate avanti. Certamente, subito dopo, il valore del rispetto ha cominciato ad essere parte integrante del servizio sociale e della storia del servizio sociale. Non è sempre facile trasformarlo in pratica e non va neppure dato per scontato.
che lo sia. Anzi, io ho cercato di individuare alcune aree, visto che ho un quarto d'ora e più o meno l'ho già finito. No? Tranquilla. Ecco, ho cercato di individuare, in realtà non l'ho fatto tanto io, l'ho copiato dai testi, quello che sto dicendo è poca farina del mio sacco e molto farina del mio studio. Allora, una difficoltà è sicuramente confrontarsi con aree di popolazione che nella società non godono di rispetto, ed è sicuramente una delle aree del nostro lavoro, da coloro che si trovano in posizione svantaggiata e marginale ai soggetti espulsi dalla società, ma anche un esempio pratico è chi ha fatto dei reati riprovevoli, chi ha eseguito reati di pedofilia, di violenza domestica pesante, di maltrattamenti. Ecco, tutte situazioni in cui gli assistenti sociali devono confrontarsi e devono comunque cercare di agire questo principio operativo del servizio sociale, ma non è facile e richiede anche una propria particolare consapevolezza di chi si è e dove stiamo andando, anche proprio sul livello sia professionale di conoscenza particolare delle aree di intervento, ma anche personale. Un altro punto di difficoltà è di vivere in una società dove il rispetto per le persone e per i loro diritti non è un valore assoluto, ma è legato alle situazioni contingenti. E quindi in qualche modo noi siamo figli della nostra società, non siamo delle entità, non siamo dei marziani, viviamo qui. E viviamo anche in quello che è il terzo punto, che secondo me è uno dei più pregnanti: operare in istituzioni dove il rispetto non è un valore assoluto, ma è legato alla particolarità delle situazioni. Capisco che sia difficile lavorare in comuni, e io non ci lavoro in comune, lavoro in azienda ospedaliera e in qualche modo da questo punto di vista mi sento fortunata, ma lavorare magari in realtà dove l'esclusione, vuoi verbale, vuoi fattiva, verso alcune fasce di categorie, e non faccio tanto, non sto zitta dicendo che ovviamente mi riferisco prevalentemente agli stranieri, siamo nel Veneto, quindi non è che dobbiamo parlare di altro, ma anche degli zingari, ma anche dei tossicodipendenti, ma anche dei malati di mente. Non è facile farsi paladini, agire interventi di advocacy che sono forme di tutela, di rappresentanza dei diritti delle persone escluse in istituzioni dove a volte si è gli unici. Eppure questo noi siamo chiamati a farlo. Questo noi siamo chiamati a farlo. E su questa cosa qua noi dobbiamo trovare le formule, gli strumenti per poterlo fare. Perché è facile dire rispetto una persona che mi è simpatica, una persona con cui con le altre persone condivido una positività. È difficile quando hai una giunta alle spalle che ti rifiuta tutto, quando hai un servizio medico che è estremamente discriminante rispetto ad alcune fasce di categoria, quando senti e vai a chiedere come facciamo a fare pagare meno questo ricovero, lavoro appunto in ospedale, a questa persona che ha il bambino che sta male e ti dice ma cosa mi interessa a me? Vengono qui e ci stanno prendendo tutti i soldi, stiamo spendendo un sacco di soldi in sanità in Italia per curare gli stranieri. Ok? Ecco, è molto difficile. Io credo che questo sia uno dei punti su cui dobbiamo fare delle grosse riflessioni e trovare degli strumenti che a mio avviso sono anche quelli di condivisione e di compartecipazione con altri gruppi, con altri colleghi, ma anche con altri professionisti e altri gruppi di interesse, gruppi, reti sociali che esistono e che fanno della tutela dei diritti degli esclusi uno dei loro obiettivi principali. È poi difficile entrare in contatto con persone che hanno perso la propria dignità e il rispetto di se stessi e degli altri. Anche a questi dobbiamo un rispetto e anche con questi noi dobbiamo lavorare. È difficile interagire e portare rispetto nelle situazioni conflittuali, soprattutto laddove il rispetto di una persona è alternativo a quello di qualcun altro. E parliamo per esempio delle separazioni difficili, parliamo dei casi di tutela minori, parliamo dei casi di anziani maltrattati. Quindi sono situazioni in cui rispettare ognuno delle persone che abbiamo davanti, quando abbiamo una famiglia con una persona maltrattante o una persona maltrattata, ahimè, il nostro principio operativo è di portare rispetto a tutti.
e questa è un'altra delle difficoltà. E l'ultima è portare rispetto per chi non te ne porta. Anche questa, quando sei colpito sul piano personale, questo principio operativo diventa difficile renderlo operativo. E come dicono gli assistenti sociali in una ricerca che mi pare avesse fatto Bertotti, adesso non vado a memoria, ma mi pare proprio di sì, che uno dei nodi di difficoltà degli assistenti sociali era che è veramente mancare di portare rispetto a chi manca di rispetto, chi non ne ha in te. E con questo io avrei finito. Ah no, non ho finito, speravo. Il rispetto, no, l'ottica trifocale. L'ottica trifocale, voi sapete che è uno dei temi chiave dell'analisi teorica del servizio sociale di questi ultimi decenni? Sì, diciamo decenni, dai. Ecco, quindi il lavoro trifocale, il nostro strabismo professionale che ci porta a vedere contemporaneamente l'individuo, la comunità o il territorio e l'istituzione dove lavoriamo. Lavorare su questi 3 livelli, quindi non fermarci all'uno, non fermarci all'altro, anche se ovviamente ognuno poi nella propria attività professionale lo declina nella maniera in cui, come dire, lavora di più, per cui se una persona lavora molto con l'utenza è evidente che le altre 2 aree saranno in sottofondo ma non devono sparire, così come chi lavora per progetti, per esempio fa formulazione di progetti di intervento del servizio sociale, non lavora con le persone ma deve avere in mente le persone. Quindi l'ottica trifocale è proprio contenere in un unico sguardo queste 3 fuochi, queste 3 dimensioni che poi diventano dimensioni nell'area operativa del servizio sociale. Ecco, allora nell'area dell'individuo il lavoro con le persone deve fare in modo che le nostre azioni portino a delle valorizzazioni e non a un impoverimento dell'identità della persona. È un aspetto molto importante su cui dobbiamo sempre aprire quegli spazi di riflessività e di riflessione, prima ancora. La riflessività è la riflessione in corso d'azione, ma insomma anche la riflessione e basta è notevole per avere ben presente che il nostro intervento non può impoverire spiritualmente, emotivamente le persone. Questo significa operare con modelli operativi che creino contesti collaborativi con l'utente, quindi contesti in cui l'utente diventi persona attiva, la famiglia diventi persona attiva. Utilizzare quindi gli interventi di sostituzione solo in casi rari ed esercitati in modo consapevole. Ho scritto questa cosa perché lo si ritrova nei testi, ma perché a volte sfugge perché magari è più facile dire, bah, insomma, gliela faccio io questa carta che facciamo prima, gli faccio io quest'altra cosa, ma falla fare tu. Cioè, esiste a volte per velocizzare la cosa, ma questo toglie potere alle persone. Cioè, questo toglie anche parte della loro identità. Fare una telefonata alla posta, ma poi mandare la persona in posta è meglio che non andarci noi in posta oppure fare le cose via internet e farle per la persona. Questi sono gli interventi di sostituzione, sono cose banali, ma sono cose banali su cui dobbiamo interrogarci perché manchiamo di rispetto alle persone quando le facciamo. Oppure quando accettiamo che i nostri responsabili amministrativi le facciano invece nostra. Finisco il rispetto e dopo basta, il resto alla prossima. Esercitare, questo è un altro passaggio a mio avviso molto importante, esercitare apertura e sincerità, dicendo onestamente e con trasparenza ciò che le persone hanno diritto di sapere. E questo, se è valido sempre, lo è ancora di più nei contesti di controllo, dove la trasparenza non solo è il rispetto della persona, ma in qualche modo è anche il rispetto della nostra professionalità e, se vogliamo, anche del non essere poi attaccati pesantemente e quando le cose poi prendono pieghe diverse. Questo, a mio avviso, comporta cose anche semplici: parlare, leggere le relazioni che scriviamo, utilizzare i mediatori perché ci sia una comprensione chiara su quello che dobbiamo dire a queste persone, su quelli che sono i loro diritti e anche su quelli che sono i loro doveri, perché esistono anche dei doveri, su quelli che sono i nostri diritti e su quelli che sono i nostri doveri.
altre cose, accettare che l'utente possa sentire come potenzialmente pericoloso l'incontro con l'assistente sociale, mettendo in atto delle misure di protezione, atteggiamenti di evitamento, con atteggiamenti di vario tipo. In letteratura ne troviamo alcuni, ma li conosciamo tutti. Evitamento, quindi non ci guarda in faccia, non ci parla, ci evita, sta distante. Seduzione, altra modalità con cui spesso gli utenti ci ammaliano, cercando, ecco. Conflitto, il conflitto pesante con cui entrano in azione alcuni utenti nei nostri confronti, e accettando anche talvolta che la persona non possa essere onesta fin dall'inizio, cioè che usi anche delle sorte di bugie, soprattutto all'inizio dell'incontro, quando la persona deve misurare con chi è. Accettare queste cose significa anche rispettare la persona, certo, non significa poi bypassare, ma significa trovare anche degli argomenti di confronto su questi temi e di discussione e di crescita dell'utente. Nella comunità e nei contesti sociali il rispetto significa promuovere e sviluppare, fare in modo che si promuovano, anzi si sviluppano relazioni di tolleranza, di solidarietà, di valorizzazione delle diversità, e questo lo possiamo fare appunto un po' come dicevo prima, costruendo e sostenendo collegamenti, alleanze, integrazioni anche con soggetti comunitari che possano con noi attivare dei percorsi di advocacy. All'interno della propria organizzazione e nelle istituzioni in generale è importante sostenere e promuovere politiche sociali. È vero, non siamo gli unici che le fanno, ma ricordiamoci che una volta si chiamava ruolo politico promozionale dell'assistente sociale, parlo degli anni '80, quando io ho fatto la scuola qui a Verona, e che forse un po' in questi decenni ci siamo un pochino dimenticati. Adesso si usa un termine inglese perché naturalmente siamo tutti inglesizzati, l'ha usato anche la Campanini prima, con policy practice, che significa sostegno delle pratiche politiche, ma è sempre quell'azione di proporre, sostenere delle politiche di integrazione, sostenere delle politiche che non creino emarginazione, che non creino disagio e che non creino oppressione, che è un altro dei termini chiave in questo momento storico del servizio sociale, l'approccio anti-oppressivo, quindi dare potere agli oppressi, aiutare gli oppressi a tirarsene fuori. E un'altra cosa che possiamo fare è quella di proporre delle ricerche con dati attivi e concreti ai decisori politici quando proponiamo dei cambiamenti, quindi recuperare il nostro ruolo politico-professionale. Accettazione, autodeterminazione, le salto e vado ai valori connessi con l'equità e alla giustizia sociale, che è molto interessante questa cosa. Appunto vi dicevo poc'anzi l'approccio antioppressivo, ma che è un approccio che si è sviluppato negli Stati Uniti. 2 anni fa a Venezia era venuta la Dominelli, come si chiama di nome? Lena Dominelli, a parlare proprio di questo, però devo dire che forse non avevamo capito moltissimo, in qualche modo, anche perché la traduzione era un po' pesantina. Ma insomma è un approccio questo che proprio vuole ridare giustizia a chi giustizia non ce l'ha. Ed è anche, come abbiamo detto prima, come si è detto, la terza riscrittura del codice deontologico all'articolo 5 proprio parla dei diritti delle persone, dei diritti di equità sociale. Che cosa dice questo tipo di approccio? Dice che il nostro ordine sociale nazionale e internazionale incarna e produce disuguaglianze, discriminazione, marginalità, oppressione nel senso di sopraffazione, soggezione, prevaricazione e vessazione. Questo non l'ho scritto io. E l'ineguale distribuzione di risorse e di potere ha come esito appunto relazioni di oppressione e di discriminazione. Questo perché a noi ci interessa, non perché dobbiamo diventare improvvisamente delle passionarie o passionari o insomma dei rivoluzionari, ma perché dobbiamo sapere che le disuguaglianze influenzano i vissuti delle persone e che le persone che si trovano in condizioni di marginalità sociale e di deprivazione possono agire e reagire a queste condizioni
anche in dipendenza dal contesto da cui provengono. Quindi si tratta di contesti sociali che condizionano pesantemente la vita delle persone. Accanto a questo ci sono delle ideologie che danno invece per scontate questa situazione e che quindi influenzano sottilmente le azioni e le opinioni sia delle persone altre ma anche dell'assistente sociale. Se l'assistente sociale non sviluppa un pensiero critico sulle ideologie che supportano le disuguaglianze, se le dà per scontate, non solo non le affronta ma rinforza, esaspera e rischia anche di perpetuarle. Questo che cosa ci porta? Ne ho due. Ci porta a non cadere nella trappola di colpevolizzare le persone con letture e valutazioni dei problemi individualizzanti e psicologizzanti. E scusatemi se qua ve lo dico, ma è una cosa che io sento fare spesso e talvolta lo faccio pure io. È vero che la povertà e la marginalità possono avere degli effetti devastanti nella psiche delle persone e nelle loro relazioni interpersonali, ma le disuguaglianze sociali non sono l'effetto della psiche sbagliata, è il contrario. Allora, cominciamo a vedere le cose un pochino al contrario. Cominciamo a vedere che se la persona ha perso il lavoro, forse non è perché la persona non ce l'ha, ma perché il contesto sociale in questo momento non glielo può offrire. Cominciamo a pensare che se gli immigrati vivono in 7 in una casa, o in 8, non è perché loro sono psicologicamente portati o sbagliati, ma è perché i contesti sociali non gli permettono altro. Ecco, questa attenzione noi dobbiamo portarla nei luoghi dove possiamo dire la nostra, e ne abbiamo diversi. Dobbiamo uscire da una logica individualistica e psicologistica dei problemi. Non è solo questo, è anche questo, ma non è solo questo, a volte è questo. Quindi dobbiamo imparare a collegare i problemi individuali e quelli sociali come un punto di forza della professione dell'assistente sociale. Dobbiamo diventare non solo assistenti, ma soprattutto sociali, quindi avere il collegamento tra la realtà della persona e il contesto sociale dove vive. Le scelte di metodo dell'assistente sociale influiscono anche sulle persone e possono favorire delle forme di empowerment, quindi quantomeno cominciare a sentire di recuperare il proprio potere di agire, la propria agency, visto che ci piacciono tanto le parole inglesi. Potenziare la percezione di poter fare delle cose. Inoltre possiamo, invece questo, come ci ha sempre detto il servizio sociale, dare delle risorse nuove alle persone. Concludo con alcuni sogni. Dalla dignità dell'utente alla dignità della professione e della disciplina. Credo, chi mi conosce sa che sono un po' combattiva su queste cose, mi ha conosciuto magari in vari passaggi, il primo di questi è stato sindacale, erano 30 anni fa. Dobbiamo recuperare e chiedere di più per la nostra professione, proprio perché la dignità delle persone la garantiamo se abbiamo dignità noi stessi. Sapevo che... però non dobbiamo più batterci le mani, dobbiamo fare a sto punto. Quindi che cosa io ho indicato praticamente? Riprendere in mano la professione a partire dai nostri fondamenti etici senza lasciare buchi. Perché dico questo? Perché come vi ho detto all'inizio, l'etica per noi non è un optional. L'etica è metodo, è intervento, è scelta. E lo diceva sempre la Maria Grazia stamattina a Salmaso, è scelta, è riflessione, è portare avanti i diritti. Le altre professioni, non sto qua a dire quali perché tanto le sappiamo tutti, quelli che pensano di fare il nostro lavoro, questa etica non ce l'hanno. Cioè non hanno incarnata, mi viene da dire, carne nella carne, l'etica nella loro professione. E quindi forse dobbiamo riappropriarci, non lasciare spazi, perché quando lasciamo degli spazi qualcun altro si incastra dentro. Qualcun altro che forse pensa di avere una professione molto più forte, ma alla fine va a incastrarsi esattamente nei nostri spazi. Ognuno di noi può pensare a qual è, perché ce l'abbiamo tutti. Favorire la supervisione. Io credo che questo sia un altro dei passaggi
fondanti su cui io personalmente, non lo trovate neanche nei libri, ma insomma io personalmente credo che la supervisione come strumento operativo vada assolutamente pensata nel prossimo futuro e vada pensata soprattutto per i giovani assistenti sociali che io incontro all'università e vedo quanto ancora, come dire, mi verrebbe una parola veneta, crudi, quanto piccoli siano e quanto noi gli mettiamo in mano delle cose più grandi di loro, quanto non è neanche accettabile che chi ha finito l'anno prima un corso di laurea ha più o meno 23 anni e mezzo, perché siamo ancora alla laurea triennale, vada poi a occuparsi di tutela minori e a scelte e così gravi. Finito. Favorire la documentazione, quindi io proporrei la supervisione obbligatoria nei primi anni di lavoro. Favorire la documentazione e la scrittura nel servizio sociale è un altro nodo critico. Non possiamo più sentire tirocinanti che vanno nei servizi e dicono non c'è una cartella, non c'è uno scritto, non c'è niente. E non si può più sentire giudici che dicono mi arrivano relazioni dove non si capisce neanche cosa vogliono scrivere. Questa è un'area su cui noi dobbiamo battere molto. Continuare a chiedere una dignità economica, perché insomma fa sempre bene dirlo. Sulla formazione di base, favorire la conoscenza dei pensatori del servizio sociale, italiani e stranieri. Favorire la conoscenza dei pensatori, lì abbiamo i pensatori. Qui c'è stata una delle più grandi, a Verona, una delle più grandi pensatrici del servizio sociale, Elisa Bianchi, che peraltro è stata mia docente. Voglio dire, ce ne sono altri, De Menasce, l'Angela Zucconi, tutti i nomi che io vi dico e voi mi dite ma chi cavolo sono? Cioè conoscete la Bianchi perché siete di Verona ma tutti gli altri non li conoscete. Allora forse è ora che cominciamo a pensare che nell'università, va bene, avremo poco, magari non avremo ancora il Freud di turno, non è ancora arrivato, però qualcuno ce l'abbiamo. E poi abbiamo una grandissima letteratura straniera, vecchia e nuova, che noi non conosciamo. Favorire la ricerca nel servizio sociale. La ricerca nel servizio sociale, non la ricerca sociale, ma la ricerca nel servizio sociale, perché è attraverso di questa che incrementiamo le nostre teorie e che diamo dignità, perché qui parliamo di dignità, alla disciplina del servizio sociale, che dovrà essere, non sarà più, speriamo, un domani una disciplina di sintesi, ma sarà una disciplina propria con delle proprie categorie. Favorire la stabilità degli insegnamenti della disciplina del servizio sociale. Voi sapete che i docenti incardinati sono pochissimi e per chi non lo sa, fare docenza per molti di noi contrattisti è un po' un hobby, sia per la mancata dignità economica e sia per il tempo che dobbiamo spendere togliendolo veramente da altri hobby. Quindi io credo che sia questo. Mi sono dimenticata la cosa più importante, dopo veramente chiudo, che è trasformare la laurea di servizio sociale in quinquennale. L'ultima audizione è stata fatta a gennaio del 2014. Ora spero che siamo nel 2015, è passato un anno e 2 mesi, che si riprenda in mano questa, perché questa è un'altra cosa fondamentale. Ringrazio l'Ordine qua e voglio fare un ringraziamento a Silvana Mordeglia dell'Ordine Nazionale perché ha avuto il coraggio nell'ultima lettera che tutti voi penso abbiate ricevuto via mail di tutelare la professione in modo chiaro, con parole molto semplici ma chiare e cominciare a dire che chi siamo e cosa facciamo. Stop. Grazie alla professoressa Oletto. Mi rendo conto che è sempre ingrato il compito del moderatore, perché andare a contenere il vigore, la passione dell'intervento di una collega che ci contagia, ci contamina positivamente, è sempre infelice. Comunque, grazie a Serenella Oletto e procediamo. Adesso inviterei gli studenti di Verona di prendere posto qui fra noi. Allora, anche quest'anno abbiamo pensato di riproporvi le 3 dimensioni del servizio sociale in questa giornata internazionale di servizio sociale.
le 3 dimensioni, ovvero gli assistenti sociali professionisti, i docenti e gli studenti, motivo per cui insomma sono qui una piccola delegazione di studenti e ci propongono un loro contributo. Prego. Chi inizia? Ah, vorreste mandarmi via praticamente? Vorreste la mia sedia? Vabbè, io vi lascio. Vuoi avviare? Dov'è? Il video? Ma poi lo mando io perché... Allora gestite voi. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Come è stato già detto, siamo una rappresentanza degli studenti dell'Università di Verona e anche quest'anno ci è stata offerta la possibilità di contribuire appunto con un intervento breve e abbiamo formato un gruppo di lavoro di studentesse, composto da studentesse della magistrale e delle laureande della triennale. Grazie anche all'aiuto prezioso della professoressa Tonon abbiamo appunto quindi il tema ci ha attratto e data la sua complessità avremmo voluto trattare molti aspetti, ma abbiamo tentato di fare una riflessione concisa anche se con delle difficoltà vista comunque la molteplicità dei punti di vista di questo tema. Inizieremo proponendo un video intervista. La nostra idea è stata quella di intervistare appunto ogni studente nel corso di laurea, dal primo anno fino al secondo anno della magistrale, proponendo il video in modalità brainstorming, ponendo le domande in maniera breve e concisa. Le risposte dovevano essere brevi e concise. Abbiamo deciso anche di far, oltre agli studenti appunto, di far intervenire anche i professori dai diversi ambiti, da quello psicosociale a quello matematico a quello giuridico, questo per sottolineare l'interdisciplinarietà del percorso formativo dell'assistente sociale nel suo lavoro ma anche nella vita quotidiana. Come ho già detto sono state poste le stesse domande senza anticiparle, appunto volevamo una risposta spontanea e breve e quindi abbiamo anche chiesto di non svelare i quesiti ai intervistati successivi. Senza indugiare oltre vi proponiamo il video. Grazie. Dignità, cosa le viene in mente? La dignità della persona, nel senso, secondo me ogni persona dovrebbe avere una propria dignità e quindi diciamo è una cosa inviolabile. Che ogni persona ha e che gli deriva dal rispetto di se stesso e del suo guardo morale. Un insieme di valori e di diritti che ogni persona deve avere e ogni persona deve essere riconosciuti. Promuovere il valore dell'altra persona. Valore, rispetto. Il valore di ogni persona, quello che è la sua personalità e quello che ogni persona dovrebbe anche dare a qualcun altro, ad ogni individuo. Responsabilità. Rispetto dei valori della persona. La dignità è uno secondo me, dei diritti inalienabili che ogni componente di una società dovrebbe aver garantito. Rispetto, portare dei valori e rispettare anche la persona. Allora, dignità, rispettare la persona in quanto tale. Cioè la dignità scaturisce dalla relazione tra due persone nel momento in cui c'è un riconoscimento reciproco. La dignità è un criterio giuridico. Un valore alla persona per il fatto che esiste. È un po' difficile rispondere. La correttezza della persona. Un modo di essere riconosciuti uomini da parte di tutti. La dignità è sostanzialmente il valore che si dà alla persona, però questo valore della persona è una cosa molto complicata da stabilire, cioè dare la garanzia di una possibilità di soddisfazione di bisogni, ma si tratta di un tema che
ha molti distinguo perché è molto relativo. Quella che è la dignità concepita dal punto di vista della società occidentale è una cosa, quella che è la dignità invece vista da altri tipi di società è un'altra cosa. Valore, cosa le viene in mente? Una cosa verso cui le persone puntano, cioè una persona ha un valore, quindi le proprie azioni le vuole puntare, cioè a far arrivare a questo valore. Delle tracce che ognuno di noi segue per, diciamo, creare il suo percorso, il suo carattere. Qualcosa in cui credere. E valore è... oddio. Aspetta. È difficile. Importanza, responsabilità e sensibilità. Il valore alla vita, dignità, il rispetto della propria personalità. Le peculiarità, le caratteristiche, le capacità, ma le cose positive e anche negative. Famiglia. Lo associo principalmente a momenti di difficoltà. Il valore delle persone, diciamo che sono le idee influenzate dalla propria cultura che le spinge nei vari comportamenti, nelle varie scelte della propria vita. Ideale. Credenze e multiculturali. Ogni persona è importante in quanto tale, ogni persona ha un valore, è un valore. Il valore è qualcosa che può emergere nel momento in cui abbiamo un interlocutore che ci riconosce, che ci accetta, che ci rispetta. Per me il valore è un desiderio che dovrebbe in teoria dirigere i miei pensieri e le mie azioni. Una persona ha valore per se stesso e per gli altri a seconda di come si sente e di come si sente lui e come lo ritiene che lo giudichino gli altri. Oh, ma che domande che fate! Non lo so, non so rispondere. È una guida per vivere onestamente. I valori sono sostanzialmente delle credenze, no, che noi utilizziamo come scopi delle nostre azioni. E quello del valore della persona invece è un tema un pochino più complicato perché ha molti confini morali, etici e religiosi. Ecco, però per me il valore della persona è costituito dal valore che viene dato alla persona da chi gli sta intorno, quindi il valore che la persona ha nelle relazioni con gli altri. Per me il valore della persona è anche il valore che ciascuno dà a se stessi. Un esempio pratico di dignità e di valore. Dignità e, non so, la persona che se ha problemi, comunque se ha un qualcosa, deve comunque essere mantenuta la sua dignità, quindi la sua possibilità di scelta, di fare le cose autonomamente. E valore comunque sono tutti i propri valori e quindi deve pensare anche con la propria testa. Direi no, non dire. Da valore, ad esempio, non so, può essere per me l'amore, cioè nel senso uno che segue nella sua vita, sceglie di portare come fare importante della sua vita. Esempio di valore, la lealtà. Esempio di dignità è la vita umana. L'esempio di valore può essere il valore della persona, quindi il valore di rispettare le opinioni di ogni persona e le diversità che ogni persona porta con sé. Il valore alla vita, dignità, il rispetto della propria personalità. Il rispetto verso anche non solo l'uomo ma anche gli animali. Dignità, sapere riconoscere questo valore nelle persone e in questo caso negli animali. Il di valore è per la famiglia e di dignità per la responsabilità nelle persone e soprattutto il rispetto delle persone. Il valore della persona potrebbe essere la famiglia, l'amore, la dignità, cioè anche lo stesso rispetto di quello che per quella persona è un valore. La dignità mi viene da pensare ad esempio ad un anziano che anche se è in grave difficoltà e vuole comunque restare nella propria casa o vivere in maniera appunto degna, ad esempio di valore, la famiglia, l'onore, insomma uno dei valori più importanti secondo me dovrebbe essere l'onestà. Valore, famiglia, dignità, rispettare l'altro. Ad esempio quando la persona arriva
lasciare che lei si autodetermini, dare dignità alla persona, non giudicarla. Allora, un esempio pratico di dignità è qualsiasi contesto educativo, sociale, sanitario, eccetera, riesco a rispettare, diciamo, il riferimento culturale diverso dal mio. Il valore è solidarietà, equità, dignità stessa. Invece un esempio di dignità, dare parola a qualcuno che di solito non è ascoltato e magari anche lui stesso si è dimenticato di poter essere ascoltato o magari anche di parlare. Salvaguardare per esempio le persone, l'arrivo delle persone in Italia con qualsiasi mezzo sia, è un valore, la loro vita e anche la loro dignità. Un esempio pratico di dignità è Pier Giorgio Welby, che è un esempio pratico di valore quando accompagno mio figlio all'asilo. Quando è difficile. L'esempio pratico di dignità. Ogni persona è una persona, dovrebbe essere una persona degna. Posso fare un esempio di persona indegna, di alcune persone per esempio che si fanno corrompere, di alcune persone che abusano della propria posizione, di alcune persone che non riescono a restare bene nel loro ruolo. Una persona degna deve essere una persona che queste cose non le fa, e una persona di valore invece è una persona che si colloca al di sopra di questo livello. Ma noi sociologi l'esempio pratico è molto, molto semplice, che è dentro la rete delle relazioni che uno costruisce il suo valore. Come promuovere la dignità e il valore delle persone? Allora, io promuoverei la dignità cercando di lavorare e interagire con persone che ovviamente le case di riposo e cercare di lavorare con loro per capire come arrivare a fare in modo che le persone mantengano la propria dignità e anche col valore, cercare sempre di interagire con queste persone. Cioè nel senso è una cosa troppo personale, forse facendo capire ad ogni persona che è importante, quindi dandogli una certa sicurezza in modo che lei poi possa crearsi la sua dignità e farla rispettare dagli altri. Il valore è cercare di rendere meno superficiale, cercando di far capire alle persone che ognuno ha una dignità e ognuno va rispettato per quel che è, per la sua dignità. Attraverso l'educazione. Mettendosi in prima persona e aprendosi all'altro. Rispettando la persona. Le persone devono avercela già dentro di sé la dignità. Il rispetto nei confronti degli altri e nei confronti di se stessi. Penso che comunque ogni persona nel bene o nel male abbia dei valori che siano essi giusti o sbagliati. Attraverso l'ascolto e la vera valorizzazione. Mettendo appunto al centro le persone. E stessa cosa per i valori, essendo cose personali non possono essere imposte o condizionate da altri. Attraverso una serie di interventi che sensibilizzano. Sempre comunque attraverso un lavoro con la persona, quindi la condivisione dei suoi valori, la condivisione comunque del suo pensiero alla persona. A mio modo di vedere ci sono due modalità. Può essere promossa in contesti educativi, e cioè ad esempio promuovendo le competenze relazionali delle persone, e un livello invece istituzionale, che è il secondo, che a mio modo di vedere può essere praticabile, agevolmente praticabile, nel momento in cui si include l'utente, il paziente, il studente in quello che è l'azione che gli si propone o che si concerta. È importante chiedersi ogni giorno se quello che si è fatto era ciò che si poteva fare, farsi delle domande forse su ciò che facciamo, su ciò che pensiamo, su ciò che crediamo di poter sapere, ecco, chiedersi umilmente dove siamo posizionati nei confronti di chi ci sta di fronte. È un percorso difficile perché a parole in Italia vengono salvaguardate, ma a parole ci vorrebbe una cultura anche a livello scolastico proprio di prevenzione, di educazione di questi valori. Secondo me con l'esempio, cioè cercando di essere stimolanti, nel mio caso io cerco di far capire ai ragazzi l'importanza della correttezza dell'informazione. Questo significa tutelare la loro integrità, tutelare il loro valore,
la loro dignità a una condizione di dignità standard, arriviamo a una condizione di grande valore delle persone. Formazione con l'informazione e con la dignità delle stesse. I diritti, la costruzione di repertorio di diritti nei riguardi delle persone, ma anche di certe persone, di certe problematiche che le persone possono comportare. La questione dei diritti universali è vista come un insieme di diritti inalienabili. Io credo però anche che ci siano dei diritti particolari che vanno tutelati e che rispondono ai bisogni particolari e specifici che manifestano certe persone. Come avrete notato, attraverso questo video si è cercato di rappresentare, seppur in pochi minuti, uno scenario che fosse il più possibile variegato riguardo i pensieri e le opinioni che gli studenti di servizio sociale e alcuni dei docenti del nostro Ateneo hanno in merito al tema per cui siamo riuniti qui oggi. A fronte dei quesiti da noi posti, in particolare si osserva la tendenza a spiegare un concetto valendosi dell'altro, a dimostrazione del legame esistente tra i due. Si tratta infatti di due termini connotati da una certa complessità, semanticamente intrecciati tra loro e per questo non semplici da esprimere. In alcuni casi, come abbiamo volutamente mostrato nel video, le risposte sono state assenti, caratterizzate da silenzio, sorrisi imbarazzati, comunque per noi profondamente significativi. Il fulcro del nostro lavoro è stato quello di dare spazio alla spontaneità, motivo per cui gli intervistati sono stati sottoposti ad una specie di intervista a sorpresa, cioè senza alcun tipo di condizionamento psicologico né prima né durante la conduzione dell'intervista stessa. Questo ha consentito loro di confrontarsi con un tema complesso come quello della promozione della dignità e del valore delle persone, che oltre a caratterizzare la formazione di coloro che come noi si occupano di sociale, più in generale riteniamo dovrebbe far parte della vita di ciascun essere umano. Dignità e valore sono concetti impegnativi da esprimere. Il vocabolario per dignità dà la seguente definizione: condizione di nobiltà morale che deriva all'uomo dalla sua natura, dalle sue qualità e insieme il rispetto che egli ha di sé e suscita negli altri in virtù di questa sua condizione. La dignità è una componente intrinseca all'essere umano, qualcosa di profondamente intimo che ha a che fare molto con se stessi, ma allo stesso tempo anche con gli altri. Infatti, nonostante il suo carattere di estrema intimità, essa dovrebbe godere del riconoscimento non soltanto da parte di ogni individuo, ma anche nel confronto con coloro che fanno parte della realtà che lo circonda. Un atteggiamento della persona verso se stessa e un atteggiamento della società verso la persona. La dignità è chi si rialza, è chi crede in se stesso. La dignità è però anche dimenticata da chi non vuole vedere, da chi non se ne interessa, da chi è troppo occupato per pensarci, da chi non ha tempo. Promuovere la dignità di tutte le persone significa fermarsi qualche minuto per riflettere sulle storie di dignità che ogni giorno gli utenti portano. Significa stimolare la comunità a sostenersi dai piccoli gesti anche con uno sguardo. L'assistente sociale ha un forte ruolo di responsabilità nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, e in questa funzione è più o meno facilitato dalla realtà in cui il professionista stesso è inserito. Ed è proprio in questi contesti che a volte possono sfavorire l'azione dell'assistente sociale che è necessario trovare il coraggio di denunciare situazioni che violano la dignità umana. Quindi, come promuovere dignità e valore della persona? Anche noi abbiamo tentato di rispondere alla domanda che avete sentito prima nel video.
Secondo noi un'azione di promozione dovrebbe mirare a 2 bersagli interconnessi tra di loro, che sarebbero appunto la società e l'individuo. Un'azione significativa di promozione nei confronti della società potrebbe essere educare sulla tematica attraverso sensibilizzazione, consapevolezza e attraverso anche la prevenzione, al fine di formare quella che è un'etica pubblica fondata su solidarietà sociale, di cui tanto abbiamo sentito parlare questa mattina, e sul bene comune. Significa anche però educare all'umanità e all'unicità di ogni individuo, ad esempio attraverso progetti che possano mettere in contatto le diverse realtà sociali e individuali in modo orizzontalmente e anche trasversalmente. Per quanto riguarda invece la promozione dell'individuo, abbiamo pensato che ci possono essere 3 punti importanti. Il primo è il saper valorizzare la persona e saper vedere e far emergere dalla persona quelle che sono capacità latenti e potenzialità. E poi il secondo punto è quello di poter lavorare con la persona per porsi dei traguardi, anche se pur minimi, anche se pur piccoli, che possono aiutare a quella che è l'autodeterminazione della persona e far sviluppare nella persona il pensiero io valgo. Infine il terzo punto è creare delle condizioni favorevoli e necessarie per porre la persona in una posizione di riscatto senza sostituirsi a questa. Infine, pensiamo che la promozione di valore e dignità debba significare anche riconoscere la piena individualità, quindi riconoscendo e rispettando quelli che sono i diritti, le usanze, la cultura della persona, i valori e i pensieri. E anche, infine, concludendo la mia parte, anche considerare la diversità non come limite ma come risorsa per creare riprendere nell'ottica quindi di un welfare che si autoalimenta dalla e nella comunità. Ora finiamo la parte più teorica e proviamo a calarci in una parte un po' più concreta e pratica, lasciando la parola alle mie colleghe che parlano di esperienze di tirocinio, quindi formative. Durante la mia esperienza di tirocinio in triennale ho toccato con mano diverse realtà, ma quella che mi è rimasta più impressa e da cui ho poi tratto spunto per la mia tesi è la condizione di povertà di molte famiglie, che siano esse italiane o straniere non fa differenza. Questa condizione viene vista con molta compassione dall'esterno e i membri delle famiglie che si trovano in questo stato vengono trattati letteralmente come poveracci, come persone che non sono più in grado di uscire dalla loro condizione, come l'ultimo gradino della scala sociale. Lo Stato fornisce loro, attraverso il servizio sociale, dei sussidi o delle agevolazioni nei settori come trasporti ed istruzione. Ma questi non sono altro che interventi monetari, che alleviano momentaneamente la loro condizione e che spesso fa sentire loro dei mantenuti, poiché è così che il resto della società li etichetta. A mio parere non solo, si dovrebbe invece cercare di dare dignità e valore a queste famiglie, a queste persone. Bisognerebbe cercare di capire perché si sono trovati in questa condizione e metterli in una posizione di riscatto. A chi tocca questo compito? Di certo a noi operatori sociali, direste tutti, ma io sono dell'idea che le nostre azioni sono legate a cosa pensano e come agiscono sì lo Stato, ma soprattutto la comunità. Quindi, prima di tutto si deve educare la comunità ad attribuire valore e dignità ad ogni persona. Bisogna formare nuovi individui fin dall'infanzia, con profondi valori e profondo rispetto verso l'altro, senza nessuna distinzione. Non si può stare con le mani in mano e aspettare che regole e soluzioni ci arrivino dall'alto e spostare ogni responsabilità sugli operatori sociali. Il quesito, la riflessione che pongo a tutti qui oggi è come ognuno di noi nel suo quotidiano può promuovere dignità e valore. Come posso educare i miei figli al valore e alla dignità? Anche io, nel momento in cui sono venuta a conoscenza del tema di questa giornata, ho immediatamente pensato al mio tirocinio svolto presso l'ufficio di esecuzione penale esterna e quindi al mondo del carcere. All'interno del penitenziario, infatti, sappiamo bene che spesso la dignità viene calpestata o dimenticata.
ma anziché portare un'esperienza personale, ho deciso di portare una situazione che è sicuramente conosciuta da tutta Italia e probabilmente anche da tutta Europa. È già stata accennata dalla dottoressa Campanini e dal professor Guiglia. Infatti 7 persone che erano state precedentemente detenute in 2 dei penitenziari italiani fanno ricorso alla Corte europea di Strasburgo. Questo è il famoso caso Torreggiani, che insieme ad altri vengono sottoposti all'attenzione della Corte nell'agosto del 2009 per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea, che prevede la proibizione di trattamenti inumani e degradanti. Secondo le loro deposizioni, vediamo che questi ricorrenti si trovavano a scontare la propria pena presso gli istituti di detenzione di Busto Arsizio e Piacenza. In questi penitenziari la vita condotta da queste persone, data la descrizione presentata nel ricorso, risultava poco dignitosa e molto lontana dalle condizioni igienico-sanitarie accettabili. I disagi comunicati dalla maggior parte dei detenuti erano e sono il poco spazio a disposizione, la mancanza di acqua, di aria, di luce, il cibo scarso, a volte freddo, l'impossibilità di lavorare o di svolgere attività ricreative. I detenuti inoltre vivevano e vivono in celle con tossicodipendenti, malati di AIDS, malati psichiatrici. Le condizioni igienico-sanitarie sono discutibili, infatti nelle celle è spesso presente il water e il lavandino, non necessariamente come un separé, dove però non sempre arriverà l'acqua, insomma. Mentre le docce sono comuni in un locale per ogni sezione, piene di umidità, spesso poco adeguate, e in alcune carceri nelle docce non sono presenti nemmeno i divisori, quindi la privacy è totalmente assente. Queste sono alcune delle situazioni vissute all'interno delle mura e noi pensiamo che sia importante pensare e occuparci di queste situazioni in cui la dignità e il valore delle persone vengono dimenticati e calpestate, perché comunque non sono circostanze troppo lontane da noi. In un periodo storico come quello in cui stiamo vivendo, dove il lavoro rappresenta la speranza di ogni persona adulta che voglia sentirsi parte della società in cui vive, al servizio integrazione lavorativa durante il mio primo anno di tirocinio ho potuto toccare la fragilità di questo progetto di vita. Ho visto e sentito la rassegnazione di alcuni utenti, il senso di fallimento di altri, la fatica dell'assistente sociale nel dare delle risposte accettabili. Ho visto anche come per il portatore di handicap il lavoro assuma un grande significato per la socializzazione e valorizzazione del sé. La comprensione di questa problematica mi ha permesso in un secondo momento di ragionare in merito all'inserimento lavorativo di una fascia di popolazione affetta da una malattia invalidante a prognosi negativa come la fibrosi cistica, durante il secondo anno di tirocinio svolto presso l'ospedale di Borgo Trento. A tal proposito riporto le risposte ad una domanda di un questionario posto dal servizio sociale ai pazienti lavoratori. Se avessi una pensione sufficiente per vivere, smetteresti di lavorare? Il 54,37% ha risposto no e le motivazioni principali che i pazienti hanno riportato possono essere così riassunte. Il lavoro dà realizzazione, gratificazione personale, oltre che essere fonte di reddito, dà dignità all'uomo, fa sentire utili, il lavoro come fattore motivazionale di stimolo, come fonte di socializzazione e integrazione sociale, bisogno di sentirsi attivi e lavora come distrazione dalla malattia. Si può assumere dalle risposte date dai pazienti un'alta motivazione al lavoro visto come mezzo per raggiungere una maggiore autonomia, indipendenza e come attività che restituisce alla persona, anche e soprattutto a quella malata, dignità e autorealizzazione. Un modo per non pesare sulla società ma essere, nonostante la malattia invalidante, uomini e donne produttivi materialmente e intellettualmente. Trovo a mio parere che ciò sia un'ammirevole forza e spinta esistenziale che va apprezzata e sottolineata, promuovendo e sostenendo una cultura del malato che punti all'inclusione della persona vista nel suo complesso e non solo nella sua condizione di paziente. Forza che è ancora più difficile esprimere nella società odierna, dove spesso il valore della persona è misurato in base alla sua efficienza e capacità di produrre. Emerge inoltre dal questionario somministrato che pochi pazienti chiedono più sussidi e assistenzialismo, mentre la maggior parte chiede di lavorare e di poterlo fare in condizioni adeguate. La presenza di una normativa che sostenga l'inserimento lavorativo dei pazienti però non è sempre sufficiente. In sostanza l'integrazione è un processo culturale prima ancora che normativo, con conseguenti ricadute positive sull'intera comunità.
Per citare un altro ambito in cui è importante il concetto di dignità, riporto il caso di un uomo che ho intervistato svolgendo la tesi di laurea sulle persone senza dimora. Francesco è nato nel 1963 a Milano, viveva con il padre, il fratello e la madre, morta quando lui aveva 21 anni. Ha vissuto nella città natale in un quartiere residenziale del centro fino a 40 anni. Nel corso degli anni svolse diversi lavori. Nel 99 morì il padre di Francesco e nel 2004, con l'arrivo appunto della crisi economica, non riuscì più a sostenere le spese. Quindi, dopo aver venduto tutto ciò che possedeva, raggiunse un amico in Val Camonica dove, svolgendo qualche lavoretto, riuscì a sostenersi per 5 anni. Nel frattempo, durante questi 5 anni, scoprì il desiderio di voler intraprendere un percorso missionario, perciò iniziò a contattare varie strutture religiose, finché non fu chiamato dall'Opera Don Calabria di Verona, struttura alla quale si recò. Da quel momento trascorsero 4 anni in cui Francesco fu mandato da una struttura all'altra senza però essere trattenuto da nessuna, probabilmente per la sua età che rappresentava un ostacolo. Nel 2013 decise di abbandonare tutto e ha trascorso una notte sulla strada, nel centro della città veronese. Dopo qualche giorno, tramite conoscenze, gli venne offerto un posto letto presso la casa di accoglienza Il Samaritano, dove nel giro di 9 mesi, dopo un percorso psicologico, gli venne offerto di alloggiare in un appartamento per uomini gestito da Ronda della Carità. Attualmente Francesco ha ripreso in mano le redini della sua vita e ha conosciuto una signora ed è diventato l'accompagnatore di un ragazzo disabile, figlio di quest'ultima. Inoltre, a breve, nel garage della compagna, Francesco riprenderà la sua attività di artigiano del legno. Anche se quest'uomo non è il classico barbone che vediamo agli angoli delle città, è comunque una persona che, nonostante le difficoltà incontrate, è riuscito, rimboccandosi le maniche, a ricominciare da zero. Oltre alla forza d'animo personale che fortunatamente lui possedeva, è stato essenziale il supporto che le strutture Samaritano e Ronda della Carità gli hanno offerto, ospitandolo per il tempo necessario al riavvio. Su Francesco non è stato fatto un progetto individualizzato in quanto non ne aveva particolarmente bisogno, però è stata essenziale la rete dei servizi che si è creata attorno a lui, che gli ha permesso e ha promosso la sua autonomia che per cause maggiori aveva momentaneamente perso. Con il tempo i servizi gli hanno permesso di sperimentare situazioni in cui è riuscito a diventare sempre più indipendente e quindi a riniziare una vita nonostante adesso abbia già 50 anni. E lasciamo ora la parola a Samantha, laureanda della magistrale. Allora, salve a tutti. Come avete sentito, appunto, io e le mie colleghe abbiamo pensato di fare un intervento composito in modo da affrontare il tema di oggi da diverse prospettive e punti di vista. Io appunto faccio un intervento conclusivo e al centro del mio intervento vorrei mettere proprio le persone, che sono le protagoniste di questa giornata, anche se appunto non sono qua. Io infatti durante il tirocinio della magistrale ho avuto l'opportunità di condurre un piccolo studio con un gruppo di persone ospiti nel 2013 presso un dormitorio di Verona. Ho raccolto diverso materiale che poi ho anche utilizzato per la tesi, ma non voglio approfondire qui questo aspetto. Mi interessava però farvi capire un po' meglio chi sono queste persone. Sono tutti uomini con un'età media di 48 anni che presentavano all'ingresso in struttura problematiche di dipendenza. Quindi nel linguaggio tecnico sono persone che vengono definite cronici o che sono seguiti appunto da diversi servizi, da diversi anni, e alle spalle hanno più interventi di risoluzione dei problemi. Ho effettuato quindi 9 interviste su diverse tematiche, in particolare il contatto con i servizi, l'utilità percepita e la soddisfazione per gli interventi pregressi, la relazione con gli operatori e la permanenza presso il dormitorio e quindi anche le aspirazioni per il futuro. Di queste interviste quindi ho pensato di leggervi così come sono, quindi anche con dei pezzi in dialetto,
alcuni passaggi che mi sembrano significativi e che auspico possono suscitare delle riflessioni, degli interrogativi e anche insomma delle emozioni. Voglio ringraziare quindi queste persone perché hanno dedicato tempo ed energia ad un'estranea, che appunto ero io, e che si sono narrati attraverso parole ma anche attraverso i loro gesti e i loro sguardi ed anche il loro essere ed il loro esserci. All'inizio parte sempre che ti dà fastidio tutto e le cose che uno dice non ti stanno mai bene. Diciamo che gli operatori bisogna vedere come ti affrontano, come ti rispondono, perché trovi quelli che si accaniscono e trovi quelli che ti vengono dietro con dolcezza. Se vai avanti con la cattiveria non ottieni niente, almeno da me. Cioè, star dentro al gioco di una persona, entrare dentro il gioco suo, entrare dentro insieme, allora ce la fanno. Se trovi una persona che ti sta vicino, che ti scopre, che si mette a ridere, allora sì, ma deve essere un gioco, deve essere uno che lo fa per gioco. Se tu lo fai, se tu sai che lui sta vicino a te solo perché ti deve guarire, è sbagliato, non ce la fa. Ma io e lui sulla strada, io bevevo, lui si faceva, poi ci domandavamo, ma perché lo fai? È nata l'amicizia, dormivamo insieme sulla strada. Io ho dormito 1 anno e mezzo sulla strada, lui anche. Diciamo che non ha mai voluto fare quella vita sulla strada e nemmeno io. E poi ci siamo trovati qua e dobbiamo farcela, dopo uscivamo, ci ubriacavamo insieme. Però era una cosa, quando lui si incazzava che voleva andare via perché era stanco di star qua dentro, mi ricordo sempre che faceva le valigie e io, dai aspetta, parliamone insieme, cioè io lo fermavo. Mi ha fatto rinascere tanto lui ed anche io, perché lui mi cerca e ci sentiamo sempre. La comunità è stata d'aiuto. Quando uno entra in comunità veramente vuol dire con tutto e riesce a capire cosa vuol dire. Cosa vuol dire tenersi bene, cosa vuol dire volersi bene, cosa vuol dire avere autostima di se stessi. Cioè già da lì partono tante cose. Ammettere a se stesso di avere delle difficoltà, di avere una dipendenza, diciamo. E non è semplice, non è una cosa che togli da un giorno all'altro, perché tu puoi togliere la sostanza ma rimane la tossicità psicologica che è quella peggiore. Ci vuole tanto lavoro e ci vuole tempo. Quello che mi ha aiutato di più non sono le pastiglie, il metadone e tutto il resto, sono stati i colloqui, i counseling, quelli che ho fatto con il servizio anche in comunità con la psicologa, con gli operatori, il rapportarsi, l'avere un rapporto proprio di sentirti tu parte di quello che stai facendo, del programma. Un sostegno, che ci siano delle persone umane, che si parli, che si abbia un rapporto di dialogo, non di scassature, di cose, sì, anche quelle ci stanno nei momenti è logico, la giornata non è tutta uguale, però se ci sono delle cose che non vanno se ne parla. Questo sarà una vita un po' migliore, la tua casetta, far da mangiare, tenerti pulito, cioè respirare quell'aria che ti si dà solo, tranquillo, una vita tua, riuscire a portarla a termine. Anche a una certa età, prima tenia botta, adesso continuare a mandare giorno le mie così semplice. Ho voglia di fare qualcosa di mio. Pensa che sto pensando a un campo di addestramento cani, mi sono istruttore dei cani. Ecco, mi proporrò per portare i cani qua, per dare una mano alla gente qua dentro. Mio sempre desiderato avere una casetta piccola, abitarmi da solo. Se trovo la Madonna me la porto e tocca capire, senza tante storie. E invece adesso no, o se te hai l'appartamento te lo dividi con gli altri. Mi piace stare con la gente, però la casa è un luogo sacro. Per me è un luogo sacro, e tu capio. Te vai là e te sponsi, te fai sponsare un po' con gli ossi e te pensi. Non posso mica stare sempre qua, la mia paura è abituarsi a star qua, diventare vecchio qua dentro, non vuoi mica diventare così, cioè sostenermi proprio qua, no? Perché è la gente che ti dà una mano. No, caro, bisogna che ti tiri fuori le palle, che te dai una mano. Se no che lo dito, mi scappo da qua. Bu via, mino che la fo. Carattere mio, mino che la fo mia star qua dentro. Ho sempre quell'orgoglio dentro di me e il fuoco, così morir qua dentro no, non ce la farei mai. Però avere un appartamento mio mi piacerea, anche perché ipotesi, mi piace anche farmi da mangiare. Mi son buona di farmi da mangiare. Perché mi fa il pasticcio, mi fa i ravioli, ma in pasto no, de quei fatti.
Mi me li fo, è ripieno di ricotta, spinaci, formaggio, uova, un pelo di noce moscata, sale, pepe. Quando che i fasea l'era bello, perché i fasea per me mamma e me fratello anche. Quando me li fasea, perché migo calma, me guardava la televisione, me fasea l'impasto, me fasea tutto pian pianin. Dopo pensava, guarda qua, 2 o 3 ore di lavoro, in 5 minuti è finito. Ho finito, buon pranzo a tutti. Bene, grazie alle studentesse e grazie anche ai docenti che le hanno sostenute. Allora, vi ricordo, chi volesse prenotarsi per gli interventi preordinati per la discussione del pomeriggio, di presentare la richiesta in segreteria. Vi lascio per il pranzo, ci rivediamo qui alle 2:30. Alcune indicazioni per andare a pranzo: qui c'è Bauli, McDonald's, tempo 5 minuti, a piedi ci si arriva. Buon pranzo!